iniziata e sono tutti under quelli della panchina della Licata, ma partita cominciata subito con Somma che guarda lo schieramento dei compagni, lo scambio con Rapisarda, poi prova ad accentrarsi, la manovra del Catania con Rizzo che però sbaglia l'appoggio, attenzione, può mettere immediatamente in movimento Mina Cori che avanza, palla al piede, siamo al limite dell'area di rigore con la possibilità per lo scarico per Cusati poi pallone che rimpalla e qui abbiamo praticamente, si trattava di Saito, l'autore diciamo della galoppata. Mina Cori si stava spostando sull'altro vertice del terreno di gioco e abbiamo sbagliato e sicuramente paghiamo inizialmente probabilmente anche dazio delle condizioni del terreno di gioco. Un giocatore come esperiente come Rizzo quell'appoggio morbido non l'avrebbe mai dovuto fare. E sicuramente Saito è uno dei giovani più interessanti della categoria, tanti club dei professionisti gli hanno messo già gli occhi addosso, un ragazzo del 2004 che ha già fatto parecchi gol nella categoria. Nel frattempo Carlo, il calcio d'angolo battuto dalla Licata, ti interrompo soltanto per qualche istante, poi c'è il fallo di Mudasiro, l'arbitro sanziona immediatamente l'intervento falloso del giocatore con la maglia numero 4 ghanese della Licata, il calcio di punizione. Ti avevo interrotto Carlo, torna. Sì, sicuramente il Licata si è schierato con questo 3-5-2 con Rotulo che è un giocatore tra i più interessanti, ecco già lo vediamo in questa situazione, un giocatore dalla tecnica sopraffina, grande dinamismo, Frisenna davanti alla difesa e Mudasiro, quindi un centrocampo ben attrezzato. Mina Cori nel frattempo in possesso di palla, prova a superare l'ostacolo, perde il possesso del pallone, De Luca nel frattempo lo raccoglie però non lo riesce ad addomesticare, sfilato fuori, non ci sono però scintille con Roberto Vitolo, subito gli dà il 5 al ben più esperiente del giocatore della formazione rossazzurra, lo odia all'indietro all'indirizzo di Peters, controllo di Peters, si fa vedere libero Rapisarda, su di lui subito la possessione di Mina Cori, lo scarico di Peters all'indirizzo di proprio Rizzo, si fa vedere sul fronte di destra Chiarella, non ha toccato ancora nessun pallone il giocatore con le scarpe arancioni della formazione rossazzurra. Abbiamo una corsia di destra praticamente orange sulle scarpette perché anche Rapisarda indossa lo stesso colore di scarpette, il palleggio tra i due, pallone però che poi viene toccato quando Chiarella in posizione irregolare, segnalazione del signor Preci di Macerata, alza la bandierina, comanda il calcio di punizione a favore del Catania, della Licata. Torniamo ancora con le fasi preliminari alla battuta del calcio di punizione, ha voluto rettificato il punto di battuta, l'assistente che si era piazzato sulla linea, si fa vedere nel frattempo Valenti che dice ai suoi compagni di squadra, vice capitano di questa squadra, tra i più anziani, nella misura in cui qui in questa squadra tra i più anziani annovera classi 93 che sono sia l'estremo difensore che Benito Calaiò, centrocampo con Vitale all'indietro per la possibilità di fare intervenire sul fronte di destra Chiarella che avanza, palla al piede, Chiarella tra due avversari, viene chiuso da proprio Calaiò, lo scarico con Rapisarda, questo elastico, questa cerniera che funziona e poi Rapisarda la mette al centro, calcio d'angolo per il Catania. Siamo giunti al terzo minuto, quasi quarto, 3 minuti e 52 secondi finora, portieri inoperosi, calcio d'angolo per parte, uno per il Licata, subito un'apertura e uno adesso per il Catania. Abbiamo visto in questa situazione la velocità di entrambi gli esterni di destra, di Chiarella e di Pino, che si sono veramente imbattuti in uno scatto di 40 metri, molto veloci entrambi. Francesco Lodi nel frattempo dal punto di battuta del calcio d'angolo e il gol del Catania. Ti ho interrotto soltanto perché avevamo preannunciato che prima o poi Sarao avrebbe realizzato un gol e lo realizza adesso proprio in apertura di partita al quarto minuto. Manuel Sarao ritorna prepotentemente al gol, gliel'avevamo augurato già una settimana addietro dopo averlo intervistato ed era stata una
un'intervista davvero commovente. Rivediamo nel frattempo lo sviluppo del calcio d'angolo battuto in maniera magistrale da Francesco Lodi, che ha messo un pallone col contagiri, col una pennellata di Lodi, e lì arriva Sarao, arriva l'impatto, e questo è un attaccante che quando gioca faccia alla porta, ovviamente. Guardate la pennellata di Francesco Lodi, lo stacco imperioso da parte di Sarao, da attaccante vero, da fermo, staccato benissimo su due gambe ed è riuscito a metterla dentro sul secondo palo. Non ho capito bene se Marco Nazzona, ma la sensazione è stata questa sugli sviluppi di questo calcio d'angolo, e questo è uno dei limiti, lasciare totalmente libero in seconda battuta in posizione centrale Sarao sicuramente è un lusso che questo Licata non si può assolutamente permettere, soprattutto quando Sarao ritorna prepotentemente al gol. È il quarto gol della sua carriera col Catania, che si è bruscamente interrotta negli ultimi mesi per quanto ovviamente riguarda il tasso realizzativo, e adesso invece di testa su un assist perfetto, pennellato col goniometro da Francesco Lodi sugli sviluppi del calcio d'angolo, la bandierina di destra. Il Catania è in vantaggio per 1-0, è scaricato tutta la rabbia, tutta la voglia, e soprattutto ha eliminato dal suo score dei tabù il gol che non giungeva a Sarao davvero da troppo tempo per un attaccante. Nel frattempo il gioco è fermo e io subito faccio intervenire Marco Carli per capire qual è stata la sensazione a bordo campo. Ovviamente tanti applausi per Sarao, l'ha detto anche ai nostri microfoni subito dopo la partita con il San Luca, che inseguiva questo gol che è arrivato, è stato importante. Ti segnalo anche l'abbraccio subito di Zeoli nei confronti di Ferraro subito dopo il gol di Sarao. Ferraro che fra parentesi veste diciamo un kiwi verde come il colore che gli ha portato fortuna nella partita con il Ragusa a inizio di questo girone di ritorno. Indicazioni anche per Castellini subito dopo il gol, per stare attento alla posizione di Cusati, il giocatore con la maglia numero 7 del Licata, e anche a Saito, che agisce spesso e volentieri sulla destra del fronte d'attacco. Ti ringrazio infinitamente per quelle che sono le indicazioni che ci provengono dal bordo campo dello stadio Angelo Massimino con Carlo Breve, ma insomma con Marco Carli. Con Carlo Breve invece stavamo analizzando le date dell'ultimo gol di Sarao, che risale praticamente alla 23 di ottobre di quest'anno, davvero dell'anno scorso. Se lo meritava secolo, per il gran lavoro che ha fatto sempre in queste partite. È un attaccante che fa tanto lavoro sporco, magari non è eccezionale dal punto di vista realizzativo, ma sicuramente utile alla squadra. Perché c'è un altro calcio d'angolo, batte sempre Lodi alla stessa bandierina, lo spiovento all'interno della riga, il gol del Catania, il 2-0 che realizza Vitale con un gran gol davvero da dimenticare. Il piazzamento della difesa della Licata, e Vitale va praticamente a realizzare il gol del 2-0, stesso praticamente identico Canovaccio di 4 minuti addietro, e Vitale stavolta va, Lodi lo mette ancora una volta in maniera perfetta, la mezzala arriva da dietro, la difesa non se l'aspetta, e il gol del 2-0. E così come mi diceva Gianluca Russo, che è il nostro tattico, che adesso dovrà aggiornare la statistica, che ovviamente ringraziamo ancora per le informazioni che ci giungono dalla post produzione, il Licata finora aveva subito un solo gol di testa in tutto il campionato, con questo sono 2 e con quello di Vitale sono 3. E sai, decidendo di marcare a zona nei calci piazzati ci possono essere questi rischi, soprattutto quando va a calciare un giocatore che ha un piede felpato come quello di Lodi, e il Catania ha tanti giocatori abili nel gioco aereo. Incredibile anche lo speaker allo stadio Massimino, che porta il pubblico in visibilio ripetendo in maniera forsennata il nome di Mattia Vitale, autore di davvero tanti gol. Questi sono 6 gol finora realizzati dal centrocampista del Catania col vizietto del gol. Sono tanti, Angelo, sì. Per un 2004 un centrocampista, la prima esperienza in Serie D, fare 6 gol è tanta roba.
Il ragazzo ha reagito benissimo a quelle che erano state le vicissitudini dell'ultimo periodo e ha reagito da professionista. 2 gol nelle ultime 2 partite. Mi sembra che davvero sia però da rivedere tutta la linea tattica della lettura sui calci piazzati della Licata, che comunque finora aveva davvero prodotto grandi risultati per la formazione di Pippetto Romano, se è vero come è vero che Gianluca Russo ci dice che la Licata in tutto questo campionato aveva subito prima di questo solo un gol di testa sugli sviluppi di gioco aereo, e invece pronti e via 2 battute di calci d'angolo, 2 pennellate di Lodi e 2 gol, uno di un attaccante e l'altro un centrocampista con vizio del gol. La magia del calcio con la sua incoerenza, vedi, non è una scienza esatta, e quindi il Licata, che aveva subito pochissimo dai calci piazzati grazie magari alla sua organizzazione, ne ha subiti 2 nelle prime 2 occasioni del Catania. Catania che ancora continua, sviluppa l'azione sul fronte offensivo di destra, si era praticamente trovato lo spazio anche il rossazzurro Sarao, dopo che De Luca aveva prodotto un'azione offensiva. C'è il calcio d'angolo e attenzione, adesso si mettono tutti quanti sulla linea, si continuano a marcare alla stessa maniera, si marca zona all'interno dell'area di rigore della Licata. Francesco Lodi praticamente oggi c'ha il goniometro, ha praticamente la bussola nella sua scarpetta del sinistro, pallone che spiova all'interno della rigore, stavolta lo allontana con i pugni valenti, e poi il tiro che si perde davvero a fil di palo con il Catania che prova ad andare al gol del 3-0. La battuta è stata di Castellini con la gran botta che si è persa davvero di poco, e Carlo, guarda che proprio va a parlare il tecnico Giovanni Ferraro con il numero 27 della formazione rossazzurra. Andrebbe rivista questa azione con il gran tiro di Castellini che adesso inforca il sinistro, mette in movimento sull'altro fronte del campo Chiarella, lo scambio tentato, poi Chiarella, l'intervento di Rapisarda, ancora Chiarella dopo che arriva sul pallone anche Rizzo. Applausi a scena aperta per un Catania che ovviamente ha messo subito le cose in chiaro nei primi minuti di questa partita. Siamo giunti all'8° minuto nel corso di questo primo tempo, quando il Catania ha realizzato il gol del 2-0. Adesso ne sono trascorsi altri 4 e 32 secondi, il risultato rimane quello: Catania 2, Licata 0. Scioccato il Licata da questo gioco spumeggiante della formazione rossazzurra, che non si è mai praticamente prodotto in azioni corali, ma sugli sviluppi delle corsie laterali, quasi sempre sulla versante di destra. Ha guadagnato quei 2 calci d'angolo che sono stati il lascia passare, il telepass, per arrivare a 2 gol diciamo di quasi identica lettura. Il primo sul secondo palo, sul colpo di testa di Sarao in posizione centrale, invece l'altro la giocata dell'interno di centrocampo della mezzala, che va a scompaginare i numeri di una linea difensiva piantata e mette il pallone ancora una volta di testa alle spalle del vice capitano Federico Valenti. Controlla Castellini, che il pallone si perda oltre la linea dell'auto, si riprende quindi a giocare con una rimessa con le mani a favore della Catania. Io subito vorrei capire come ha preso la sensazione anche del secondo gol del Catania il tecnico Ferraro, che tra l'altro indossa lo stesso colore di casacca della terna arbitrale. Se se ne accorgono gliela fanno cambiare. Chissà mai Angelo, già ci sono stati cambi in questo senso durante le partite che abbiamo seguito prima. Ti dicevo in precedenza, l'esultanza è stata uguale praticamente come nel primo gol, anche in questo caso Zeoli che è andato ad abbracciare Ferraro. Insomma, l'unità di intenti del Catania la sappiamo e la conosciamo benissimo in questa fase del campionato, anzi in tutto il campionato. Fra parentesi vi diciamo che questa partita era ed è comunque temuta dalla squadra rossazzurra, perché Licata sta andando benissimo, e l'avvio di questa partita ha dimostrato tantissima concentrazione. Pensate che subito dopo il gol
a Vitale. Sarà data nuovamente un'altra indicazione tecnica da parte di Zeoli, tattica. Ha detto attenzione qua nel momento in cui Mudasiro si allarga è tuo, per cui insomma subito dopo il gol indicazioni, e già questo dimostra la concentrazione del gruppo. Rizzo per Casellini sulla versante di sinistra del campo, battuto il calcio d'angolo, prova a guadagnare la rimessa con le mani, ci riesce la formazione rossazzurra. Nel frattempo non piove allo stadio Angelo Massimino, anche la temperatura sembra più mite nella misura in cui non soffia il vento che produce quel freddo intenso dall'Etna. Nel frattempo Castellini lo spioventa all'interno dell'area di rigore, il pallone che viene allontanato, lo rimbalzo su Lodi, poi lo rincorre invece Rapisarda, prima di lui arriva Rotulo, ma nel confronto non riesce a mantenere il pallone all'interno del rettangolo di gioco. Con calma adesso può mettere il pedale sotto il livello massimo dell'acceleratore il Catania, gioca con somma, poi l'apertura per Rapisarda, finora si è visto poco. Il corridoio di sinistra per il Catania, prova ad innescare Francesco Lodi, il movimento di Sarao, la posizione comunque irregolare, la segnalazione al secondo assistente del direttore di gara, non è d'accordo dalla panchina il tecnico Giovanni Ferraro, e si gioca davvero all'interno di un catino che è quello dello stadio Angelo Massimino, dipinto da nuvole grigie che minacciano pioggia all'orizzonte, ma al di là di tutto c'è un arcobaleno di colori che nasce invece dalle sensazioni provate dai tifosi della Catania al momento della doppia realizzazione della formazione rossazzurra, che ha messo subito le cose in chiaro contro il Licata. All'indietro Lorenzini lo smista per Castellini, sbandata mi sembra anche la linea dei centrocampisti da parte del Licata. Vitale prova a fare ragionare la squadra dopo l'appoggio per Lorenzini, ed è un Licata che sembra avere perso le misure dei reparti. È chiaro che 2 gol nei primi 10 minuti avrebbero smontato chiunque, e credo che questa sia una partita dove il Licata può avere la prova del 9 se è riuscita ad avere una grande maturità e reagire a questo doppio svantaggio. Per contro il Catania sta giocando un calcio molto propositivo ed offensivo, con una pressione altissima sui difensori, cosa che si era vista poco nell'arco di questo campionato. Lodi, l'appoggio per Rapisarda, finora davvero poco innescato il supporto di pericolosità e anche di movimento sul versante sinistra. Castellini preferisce invece innescare sull'altro fronte Vitale, il tocco sbagliato di Mudasiro e poi palla messa fuori. Applausi ovviamente per il Catania, ed ultimamente Ferraro è più, diciamo, propenso ad accompagnare la squadra nel corso della partita. Primo cartellino giallo però del match e della gara per Giulio Frisenna, autore di un fallo proprio sotto gli occhi del direttore di gara. Finora non aveva ammonito, la partita è stata comunque giocata con ottimo free play dalle due squadre, non ci sono stati falli particolarmente significativi, questo sicuramente è stato il primo. E il direttore di gara, che non ha precedenti con il Licata e con il Catania, il signor Gianluca Catanzaro, manco a dirlo di Catanzaro, ha estratto il primo cartellino giallo. Francesco Lodi in un sottofondo stereofonico che riguarda le due curve della tifoseria del Catania, e non dimentichiamoci neppure comunque la presenza del centinaio di tifosi che sono giunti da Licata per questa partita, chiamiamola così, con tra vicini di casa, vicini 130 km, lo abbiamo raccontato nella nostra introduzione, vicini ma distanti, perché comunque guardiamo altre aree del mondo e queste squadre si sono incontrate però anche in un passato non recentissimo, anche sotto i riflettori di categorie ben più importanti. Pippetto Romano ne sa qualcosa perché giocava col Catania. Nel frattempo Sarao viene chiuso da Roberto Vitolo, all'indietro per Vitale, poi l'ammonito Frisenna, gioco di gambe di Frisenna, fallo su di lui da parte di Vitale, stavolta l'arbitro fischia a favore della formazione giallo-blu. Mudasiro, l'apertura e la sciabolata sul fronte offensivo di sinistra, dicevamo reparti tagliati quelli del Licata, e sicuramente il rinculo del doppio vantaggio del Catania si fa sentire.
Anche dal punto di vista tattico Romano ha scelto una pressione un po' più accorta, più bassa, e sui terzini escono le due mezze ali e quindi si crea una situazione di inferiorità numerica in mezzo al campo. Non li fermano quei due sul fronte di sinistra. È evidente che la linea difensiva è licata ai centrocampisti, non riesce ad arginare fino a questo momento lo strapotere di Rapisarda e di Chiarella, e questo rimane sicuramente uno degli handicap a cui sono andati incontro, non ultimo il Licata in questa partita, ma quasi tutte le altre formazioni e tutte le altre squadre da quando il Catania ha ripreso nuovamente a giocare con una formazione che ha previsto proprio l'inserimento, perché Chiarella o Sarno, la differenza comunque c'è tutta, ma c'è tutta a livello di qualità, cioè l'uno vale comunque la qualità dell'altro. Sono due giocatori diversi, certo, perché uno è un destro e uno è un sinistro, ma dal punto di vista tecnico nell'abilità sono entrambi molto bravi. Che movimento di Lodi, la finta e poi l'apertura dalle parti di De Luca, va con una spallata Roberto Vitolo, maschio il gioco del numero 2 della formazione del Licata. L'arbitro apprezza l'intervento in chiave difensiva, mi è parso giusto, corretto e corretta la valutazione del direttore di gara su questo intervento dritto per dritto, ma assolutamente regolare. Sì, abbiamo apprezzato intanto lo scatto di De Luca, significa che sta un po' meglio dal punto di vista fisico. E anche la giocata di Lodi, no? La giocata di Lodi sicuramente non lo inventiamo noi, il sinistro di Lodi, ma dal punto di vista tattico volevo aggiungere che i due esterni del Licata, del centrocampo a 5, sono troppo bassi, si allineano troppo con la linea 3 e quindi attenzione, ci ha provato dalla distanza. Rizzo ha provato a scardinare una difesa che nel frattempo era rimasta sui 22-23 metri, ha preferito il destro a giro con il pallone che comunque si è perso distante qualche metro dal rettangolo disegnato dai tre legni della porta difesa da Federico Valenti, ma per un attimo abbiamo avuto la percezione dalla nostra postazione che quel pallone potesse arrivare praticamente ad infilarsi all'angolino di destra della porta di Federico Valenti. Così non è stato. Adesso all'indietro la gioca il Licata, la gioca con Giulio Frisenna, il controllo di Frisenna, la testa alta, una prateria davanti a sé, si fa incontro vitale, poi scarica sull'altezza del cerchio di centrocampo, soccorre in aiuto sulla versante di sinistra del campo, si fa vedere anche Minacori su quel fronte all'interno dell'area di rigore, il pallone che spiove ma lo raggiunge il numero 11, la formazione allenata da Pippetto Romano. L'intervento poi in posizione quasi non prevedibile di De Luca, che nel frattempo ha tagliato, e adesso si fa vedere anche Castellini che ha invece un compito diverso, quello probabilmente di andarsene a non andare a cercare la percorrenza su tutta quanta la corsia, forse una chiusura più difensiva quella del numero 27 del Catania. Adesso però Sarao di petto, poi Vitolo gli ruba il tempo dell'intervento, la chiusura con Benito Calaiò che mette il pallone avanti, poi l'intervento di Somma al cerchio di centrocampo. C'è un regista d'eccellenza oggi ha giornata fantastica di Francesco Lodi, si fa vedere nel frattempo Castellini che scivola, ne approfitta Jalilou, Mudasiro che avanza palla al piede. Adesso è scoperto il Catania, lo scambio dritto per dritto, la posizione però irregolare è quella del cannoniere della Licata Saito, che tocca il pallone all'indirizzo della porta della formazione rosazzurra, ma il tempo di giocata era stato ritenuto irregolare. Saito, giocatore cresciuto nella Licata, ne hai parlato prima tu Carlo, di grandi prospettive, 5 gol finora nel suo dossier personale in questa stagione per un giocatore che è classe 2004. Il Catania adesso deve amministrare con Castellini, lo fa. Castellini non affonda mai, si fa vedere vitale invece. De Luca va a fare l'elastico, poi Sarao cambia il gioco dalle parti di Chiarella, controllo di Chiarella, messo il pallone al centro, allontanato, ritorno
di Francesco Lodi in ritardo sulla capitano del Catania, però giocatori che si scontrano involontariamente. Frisena deve fare attenzione, l'altro che è stato già ammonito, ma non c'era cattiveria, non c'era malizia, c'era soltanto un fuoritempo rispetto all'intervento, tanto è vero che il gioco era stato lasciato scorrere regolarmente da parte del direttore di gara. Adesso ritorna nuovamente il Catania in possesso di palla con uno spavento all'interno del rigore, la svirgolata da parte invece di Lorenzini. Recupera però il pallone Vitale, che giocata quella di Vitale, perde Luca, De Luca avanza, palla al piede, siamo al limite del rigore, lato corto, il pallone messo al centro, girata di testa e il pallone che per un attimo non va sotto la traversa. La bellissima girata di Marco Chiarella e soprattutto la grande azione del Catania che adesso inizia a manovrare anche sul settore di sinistra. Avete rivisto Chiarella, poi vede quel pallone andalzarsi sulla traversa, peccato perché poteva essere un'azione da manuale. Al di là dei demeriti del Licata, che in questo momento tatticamente sta subendo oltremodo il Catania, oltremisura il Catania, c'è da dire che il Catania dal punto di vista fisico è cresciuto tantissimo in questa seconda metà del campionato. Negli 1 contro 1 hanno sempre la meglio i giocatori rossazzurri e nonostante si trovino lì davanti in 3 contro 5 hanno sempre la meglio i 3 attaccanti. Quindi se il Licata vuole rientrare in partita deve cercare di essere un tantino più audace e andare a pressare i 2 esterni con i 2 quinti. Si è centrato nel frattempo De Luca, nel frattempo è stato anche toccato duro, l'arbitro ha lasciato correre Castellini all'indietro per Lorenzini, siamo all'altezza del cerchio di centrocampo, lo scambio poi sulla breve percorso per linee orizzontali, si fa vedere Chiarella, viene chiamato in causa Lodi, su di lui la marcatura, ma oggi Lodi ha un sinistro graziato, non riesce comunque ad intuire le intenzioni del compagno di squadra, fanno meglio invece quelli della Licata. L'ottima lettura da parte di Cusati che avanza palla al piede, il dai e vai all'indirizzo di Saito, ma il campo è finito, è arrivato nel frattempo Klaus Peters e così 45 metri di metà campo percorsi nel nulla. L'intervento di Peters vanifica questo accenno da parte della Licata. Io vorrei subito che Marco Cardi ci dicesse invece la percezione che ha guardando tecnico non soltanto Ferraro ma Pippetto Romano, perché cammina così mani in tasca. Ovviamente non può essere rassegnato, ma qualcosa evidentemente nei suoi piani non è andato per come voleva. Marco. Assolutamente sì Angelo, è chiaro, ti diciamo è vero, poche indicazioni sono arrivate durante questi primi 27 minuti da parte di Pippetto Romano, che chiaramente certo non poteva aspettarsi di partire in questa gara con 2 gol praticamente per il Catania nel giro dei primi 8 minuti. Da parte rossazzurra invece ci sono tante indicazioni per De Luca, lo vedete proprio in questo momento che agisce praticamente alle spalle di Sarao. La situazione è sempre la stessa, ci sono delle volte in cui Vitale si proietta sulla sinistra e De Luca può accentrarsi, giocare fra le linee e dare la possibilità di dare delle alternative all'attacco del Catania e giocare anche in una posizione che sicuramente sente più sua. Assolutamente sì, questo è stato uno dei momenti di dubbio nella Catania. Abbiamo un giocatore che ha una vocazione più da centravanti, che viene invece smistato su una corsia che non gli appartiene. Proprio per questo motivo lì a largo a destra abbiamo 2 di ruolo come era Pisarda e soprattutto come Marco Chiarella. Non altrettanto abbiamo sulla versante di sinistra, dove sì, abbiamo Castellini, che è giocatore che si adatta a tutti quanti i ruoli della linea difensiva. Per me questo ragazzo, se lo metti anche a centrocampo o là davanti, magari ti scocca qualche gol. E invece abbiamo un De Luca che ovviamente non sente suo quel ruolo. Nel frattempo la partita comunque viene amministrata dal Catania, per questo ne stiamo approfittando per non entrare nel contesto di una gara che vede invece adesso Somma sciabolare per Castellini, all'indietro per Peters, la gioca con i piedi Peters, testa alta e destro fiammante per l'intervento ancora una volta di un onnipresente Marco Chiarella, che va in operazione di disturbo in posizione più arretrata. Era invece arrivato su quel fronte in questo scambio di posizioni Francesco Rapisarda, che adesso ritorna nuovamente
nella sua postazione originaria, maglia numero 5 per il giocatore in maglia rossa-azzurra. Si sono scambiati con Chiarella. Chiarella è andato 15 metri indietro rispetto alla postazione Rapisarda, ma è soltanto un transito, perché Rapisarda ritorna a comporre questa linea 4 di una difesa del Catania tra le meno perforate di questa categoria. E pensare, attenzione nel frattempo, perché Somma perde il tempo sulla giocata con la destra di Calogero Minacori, palla che rimane ancora all'interno dell'area di rigore e con Rapisarda che la allontana definitivamente nella terra, dove non rimbalza il pallone, poi di testa arriva dalle parti di Valenti, quasi una partita a tamburelli, la palla che viene alzata, adesso abbassata col colpo di testa di Francesco Lodi con Sarao tra due avversari. Come al solito è la calamita dei falli dei centrocampisti e dei difensori. E in questo momento Minacori sta crescendo e dopo l'annata eccezionale dell'anno scorso si è consacrato pure quest'anno e ha avuto 2 spunti molto interessanti negli ultimi minuti. Ci aspettavamo sicuramente una Licata più in palla, ma forse la circostanza che il Catania pronti e via ha realizzato il primo gol ha stroncato anche l'idea tattica di questa squadra, e poi dopo 4 minuti ancora un altro gol da parte del Catania. Rapisarda, il controllo per Francesco Lodi, lo scambio in velocità con Rizzo, Lodi poi di sinistro senza guardare la parte di Chiarella, il controllo di Chiarella, 1-2, il doppio passo di Chiarella che punta l'uomo, prova ad entrare all'interno del rigore, devono chiamarlo però fuori il pallone, perché arriva Rapisarda su 15 metri indietro di testa De Luca, e poi la girata da parte di Castellini che di testa però non riesce ad indirizzare con violenza all'interno specchio della porta. La posizione però è regolare. Nel frattempo sull'altro fronte quello che stava percorrendo proprio Calogero Minacori, giocatore del quale ha parlato Carlo Breve in qualche intervento addietro, con il calcio di punizione che il Catania torna a battere. Siamo giunti al minuto 31esimo con 34 secondi giocati, oltre il minuto della mezz'ora di questa partita. De Luca all'indietro lo controlla facilmente il pallone Lorenzini, con calma Somma, soltanto uno scivolone, chiamiamolo così, del Catania proprio in apertura di partita, che aveva dato la sensazione che il Licata potesse avvicinarsi pericolosamente dalle parti della rete di Klaus Peters, cosa che non è successo, perché poi il Catania è salito in cattedra e con quei 2 calci d'angolo ha praticamente piegato quello che poteva essere un tentativo di uscire così alla pari dal confronto del primo quarto d'ora di questa partita. Passate invece abbondantemente i 2/3 del primo tempo, il risultato è di 2-0 per il Catania. Pallone che viene rimesso in gioco da parte di Rapisarda, si fa vedere là davanti Chiarella, preferisce invece palleggiare il Catania, amministrare la gara. È ovvio che a questo punto la partita la deve fare Licata e probabilmente manca qualcosa alla lettura, alla chiusura dei reparti. Lodi senza guardare, ancora una volta Lodi con la piede di sinistra, non lo accompagna De Luca, forse non è la partita migliore ancora una volta di De Luca, mentre come al solito Sarao le cerca tutti gli spunti per conquistare anche una rimessa con le mani, ma l'arbitro non è dello stesso avviso, perché il primo assistente, il direttore di gara, dice che la rimessa con le mani, il signor Del Vischi di San Benedetto del Tronto prende una topica, però fatto sta che il pallone ritorna tra le braccia dei giocatori del Licata, che lo hanno rimesso nuovamente in gioco. Peccato, perché ci aspettiamo un approccio sicuramente anche più cattivo nel senso agonistico del termine da parte di De Luca. All'indietro per Peters, lo scambio con Lorenzini non era in perfetto equilibrio, riesce a scaricare però su Castellini, 2 su di lui, ancora al capitano della linea difensiva. Poi interviene il Licata con Ruotolo, che praticamente mette un pallone al centro dell'area di rigore, scivola il pallone e il gol del Licata. Il gol del Licata che era praticamente nell'aria quando Saito mette il pallone alle spalle della porta difesa da Peters. È uno scivolone non indifferente, lo rivediamo, il movimento di gambe, Rapisarda lo insegue, poi la prima
scivolata all'interno dell'area di rigore e poi arriva Leonardo Saito e mette il pallone in gol. Un lampo di Rotulo, che è un giocatore eccezionale, uno che fa la differenza in questa categoria, e la capacità realizzativa di Saito hanno rimesso in piedi il Licata, che era stato dominato per questi 35 minuti dal Catania. Ma il calcio è così e questo è il bello del calcio, si deve rifare, si deve rimettere in piedi la partita. La partita viene aperta dal gol realizzato dalla Licata. Saito lo ha messo alle spalle di Peters dopo che Rotulo ha fatto davvero una gran bella giocata. Il Catania aveva praticamente mollato la morsa, la girata da parte di Sarao, il pallone che non viene intercettato da nessuno, l'arbitro non vedo, è una deviazione. Sarao si arrabbia con il direttore di gara che rimette invece il pallone nuovamente nella postazione dove l'estremo difensore della Licata lo potrà tornare a mettere in gioco sulla versante di sinistra. Si è aperta quella breccia dove è andato praticamente Rotulo a fare il bello e il cattivo tempo, accentratosi il numero 10 della formazione licatese, palla al centro dell'area di rigore, intercettata, sviata, poi arriva così come fa un attaccante non di primo pelo come Leonardo Saito, che classe 2004, ma un attaccante navigato. Freddezza, intelligenza, senso della possessione e mette il pallone in gol e lo mette bene, perché poi Peters non ci può fare niente, lo calcia dal basso verso l'alto, dritto per dritto, probabilmente avrebbe dato una chance al portiere, in questo modo neanche quella. Sì, ragazzo che sicuramente ha gli occhi addosso di tante società, ha la giusta presa di posizione ed è riuscito da avvoltoio vero d'area di rigore a metterla dentro. Carlo Breve ha raccontato quelle che sono le sensazioni dalla nostra postazione. Io invece dico a Marco Carli di leggere un po' quello che è successo nelle due panchine, da una parte e dall'altra. Intanto ti dico, Angelo, che Pippetto Romano è tornato anche lui attenzione perché a c'è, farsi scusati, sentire. siamo al lato corto dell'area di rigore, lo scambio con Mudasiro, poi ancora il numero 4, la formazione ospite con De Luca, lo scontro tra i due giocatori, l'arbitro ferma il gioco, comanda il calcio di punizione. Marco, ti dicevo, è tornato a farsi sentire anche lui, quasi che aspettasse una svolta che arrivava proprio dalla sua squadra per tornare a farsi sentire dei suoi. Una partita ovviamente riaperta sotto il punto di vista del risultato, e lo vedete, si può vedere, insomma, incomincia a dare indicazioni ai suoi, soprattutto alle sue due punte di giocare spesso in verticale. Vedete che certe volte viene a prendersi il pallone Minacori, in altre è più Saito, però riescono in questo modo a creare, a poter provare a creare qualche grattacapo alla difesa del Catania. Dall'altra parte chiaramente tanta delusione per il gol, anche perché fino adesso l'allenatore del Catania e tutta la panchina era soddisfatto di quello che aveva fatto la squadra rossazzurra con Rotulo, che lo sappiamo è uno dei giocatori più in vista di questo campionato ed era stato contenuto fino ad ora benissimo. Ricordo era stato bravissimo, però anche nelle prime battute di questo primo tempo ovviamente i suoi trascorsi parlano per lui. Squadre che comunque gli hanno dato le basi importanti come la San Cataldese, come il Brindisi. Può partire nel frattempo invece il Licata, che sembra avere ritrovato anche lo smalto dei minuti, dei secondi iniziali di questa partita, perché i minuti successivi invece il Licata aveva davvero subito il colpo del doppio gol della Catania e può partire sulla versante di sinistra. Il Catania rimane una squadra al momento acciaccata, monca sulla versante di sinistra, dove adesso raccoglie De Luca in posizione centrale. De Luca, il sombrero del numero 17, troppo lezioso però il tocco, lì ci vuole sostanza, non ci vogliono praticamente pennelli ad acquarello, lì bisogna andare sostanzialmente a cercare l'impatto più che il contorno. Vedi come l'aspetto psicologico nel calcio è fondamentale. Il Licata, che sembrava morto, è bastata una scintilla, una buona giocata, che adesso si sono tutti ringalluzziti e adesso sono pienamente in partita. Ne beneficia sicuramente lo spettacolo, vedremo una partita ancora più aperta. Saito ha fatto davvero un gol importante
non soltanto nella tempistica ma anche nel tipo di giocata e naturalmente anche su di lui. Occhi puntati di squadre che hanno buone proiezioni. Ragazzo classe 2004, capocannoniere del Licata, e oggi fare un gol allo Stadio Massimino con quella freddezza e con quei tempi rimane sicuramente un motivo d'orgoglio in più nel palmarès di questo giocatore. Ma adesso il Catania deve giocarla bene. Castellini la sbaglia, però all'interno dell'area di rigore viene allontanata ancora Saito che vede praticamente la possibilità di allungare il passo, insegue il pallone, lui è un ragazzo ovviamente ha tanta gamba. All'indietro nel frattempo per Peters Francesco Lodi, Rapisarda è avanzato di una quindicina di metri il fronte d'azione del numero 5 della formazione rossazzurra. Adesso Lodi ancora una volta, pallone pennellato col sinistro, arriva di testa a De Luca, ma mandare palloni di testa a De Luca è praticamente davvero un agevolare le difese avversarie. De Luca va dato palla al piede, ma attenzione perché ancora una volta la grande galoppata di Francesco Rotolo, che però stavolta si perde nel nulla perché arrivano su di lui in doppia percorrenza. L'ultimo è stato Michele Somma e non gli ha permesso di girarsi con la piede mancino. Sarebbero stati guai una girata di sinistro, una sterzata di sinistro, poteva poi calciare col destro dalle parti di Peters e invece sono stati bravi in questo caso a controllarli, ma troppa prateria. Forse Rizzo dovrebbe arginare un po' meglio lì in mezzo al campo. Sì, Rotulo ha una capacità di ribaltare l'azione come pochi, capacità tecnica e proprio fisica, uno strapotere fisico che Rizzo sta facendo fatica a contenere. Bravo in questo caso Rapisarda a metterci una pezza. Sì, proprio per questo motivo Rapisarda probabilmente è andato a spostarsi qualche metro più avanti proprio per consentire a Rizzo di non avere l'ossessione dell'uno contro uno con il numero 10 della formazione licatese. E proprio Rapisarda ancora una volta Rotolo, poi Rizzo, pallone che spiove e poi l'uscita a farfalle di Federico Valenti, che però fortunato in seconda battuta riesce a mettere il pallone nuovamente dalle parti di Saito, che va praticamente a rincorrere la sfera da una parte all'altra. Arriva Castellini, poi arriva Rizzo, poi si va a vedere Rapisarda, avanza palla al piede, limite della metà campo, e adesso tutto spostato a destra dove Marco Chiarella rincorre il pallone, la rimessa con le mani affidata al numero 5 della formazione rossazzurra. Si fa vedere Chiarella che spalle alla porta, viene comunque anticipato da Calaiò, palla che si alza a campanile, il gioco fermo però nel frattempo perché difensore del Catania commesso fallo. Si riparte quindi con un calcio di punizione a favore del Licata. La partita si è riaperta dopo la doccia fredda dei primi 10 minuti di gara, quando il Catania per due volte è passato al doppio vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo, tutte e due volte di testa con Sarao la prima volta, con Vitale la seconda. È arrivato il gol che ha dimezzato le distanze, quello di Saito che al 33esimo imboccato a Rotolo ha messo palla alle spalle di Peters, che pallone che ha gonfiato la rete proprio sotto la curva sud dei tifosi del Catania. La formazione rossazzurra che adesso con Lodi non deve demordere, anzi deve proprio chiudere la partita e soprattutto il risultato, e adesso tutto sembra cambiato, tutto sembra invertito, l'ago della bilancia sembra pendere sui piedi dei giocatori della Licata, che stanno interpretando forse il momento migliore di questa partita, ovviamente ritrovatisi dopo il gol che ha dimezzato le distanze. Di petto arriva Frisenna, ricordiamoci giocatore ammonito per il Licata, l'apertura sul versante offensivo di sinistra, costretto ad indietreggiare proprio per l'intervento su quella fronte di Chiarella in fase di marcatura. L'1-2, poi il pallone che rimpalla ancora una volta dalle parti, è il migliore in campo secondo me del Licata per quello che abbiamo visto in questi primi 44 minuti grosso modo di partita. Non so se Carlo Breve ne concorda, che Riccardo Rotulo rimane ovviamente al di là e al netto del gol di Saito, che rimane comunque un gran gol da attaccante consumato. Sul versante di destra ancora il Catania in monocorde, deve cambiare qualcosa però la formazione rossazzurra, soprattutto a sinistra dove noi non regaliamo mai
la possibilità di un gioco alternativo, e a quel punto, se si chiudono bene su quel corridoio le squadre avversarie, così come il Licata sta provando a fare in questo istante, alla formazione del tecnico Giovanni Ferraro rimangono poche frecce avvelenate al proprio arco. Ma ancora una volta ci riprova con Marco Chiarella, il dai e vai sul versante offensivo di sinistra, lo rincorre il pallone Rapisarda, lo chiudono prima e c'è il calcio d'angolo, quello dal quale la stessa bandierina, la stessa mattonella, lo stesso triangolo con una curva disegnata per terra a chiudere, dove Francesco Lodi con la piede di sinistra ha messo i 2 assist che hanno spaccato la partita tra il quarto minuto e l'8º minuto, con il gol di Sarao, col gol di Vitale. Adesso vedremo se hanno capito la lezione i giocatori del Licata. Siamo proprio là sotto la tribuna che raccoglie i 100 e più giocatori venuti da Licata. Stavolta cambia lo schema il Catania e stavolta capisce tutto Roberto Vitolo, l'arbitro fischia 2 volte e manda le 2 formazioni al riposo. Finisce con il risultato di 2-1, una partita che si era messa davvero in discesa per il Catania. È iniziato nel frattempo il secondo tempo, abbiamo detto prospettive e soprattutto gol, quelli che il Catania vuole realizzare, e ovviamente il gol che porterebbe il risultato in parità, che invece nella mente dei giocatori di Pippetto Romano, ex giocatore della Catania, anche lui tra l'altro autore di un gol in una partita tra Catania e Licata di tante stagioni indietro. Rapisarda, sono gli stessi 22 e allora ve li ricordiamo. Peters, il portiere del Catania, Rapisarda, Soma, Lorenzini e Castellini, Rizzolo di Vitale nell'arco di centrocampo, e Chiarella, Samuel, Sarao e De Luca sono invece il 3 del fronte offensivo. Buona la partita tutto sommato, al netto però di qualche errore difensivo per la linea difensiva della Catania. Il centrocampo che ha retto bene, la buona giornata di Lodi, qualche difficoltà per Rizzo, ottimo invece il supporto di Vitale. Là davanti ottimo Chiarella, Sarò che torna al gol e soprattutto De Luca, che adesso cerchiamo di capire che tipo di spazio su quel fronte, dove ovviamente non ha i movimenti dell'esterno puro, e questo sicuramente lo ha penalizzato. Per quanto riguarda invece il Licata, Valenti, Treleghi, Vitolo, Calaio e Orlando, Cusati, Mundazzi, Rotulo, Frisen e Pino, i 5 dell'impianto di centrocampo con Milacori e Saito, che sono invece i 2 del fronte offensivo, e con il ragazzino classe 2004 che è arrivato al suo 6º gol in questo campionato, tra l'altro anche un bel gol, 3 gol di buona fattura, 2 di testa e poi 1 in giocata di palla in movimento. Rapisarda, palla che si alza, ma questi palloni alti, Carlo, all'indirizzo di un giocatore come De Luca, no? Soprattutto quando davanti c'hai difensori dalla stazza fisica importante come Calaio e come lo stesso Emiliano Pino. Catania che prova sul versante di sinistra, ci prova con Castellini che rientra con il suo piede, poi induce comunque nell'errore mettendo la palla in sicurezza oltre la linea del fondo Calaio, e pertanto si prende, e il Licata continua a marcare zona anche adesso, anche in questo caso. Sì, ma non si cambia radicalmente registro in questi casi. Evidentemente questo è il sistema che aveva portato però il Licata a vincere le ultime 4 partite, a incassare soltanto un gol su gioco aereo. Lodi, lo scambio poi sul corto per Chiarella, all'indietro per Rapisarda. Giochiamo sempre su questo versante del campo, quello di destra. Chiarella, il movimento, il doppio passo, poi il dai e vai all'indirizzo di Rapisarda, che di prima intenzione la mette al centro dell'area di porta, la allontana Roberto Vitolo e il pallone ritorna nuovamente oltre la linea del fondo. Siamo da sotto praticamente la prospettiva dei tifosi della curva sud della Catania, formazione rossazzurra che attacca da sinistra a destra rispetto alle immagini che vi provengono a casa ovunque voi ci seguiate. Ovviamente grazie per la fedeltà che ci dimostrate. Francesco Lodi stavolta lo batte col sinistro senza schema, stava per arrivare di testa Somma, poi
invece in anticipo sul difensore della Catania, posizione però nel frattempo irregolare che è stata segnalata nel momento in cui Rapisarda controlla il pallone con il sinistro, e qui c'è movimento in panchina. Marco Carli sicuramente si sarà accorto di cosa si sono detti nell'interscambio il primo e il secondo responsabile tecnico del Catania. Marco. Chiedono di mantenere le distanze, una squadra più corta in campo. Nel frattempo ti confermo che stanno riscaldandosi sia De Respinis che Palermo insieme a Forchignone, con loro anche Giovinco e il giovane Privitera per quanto riguarda il Catania. Nessuno invece si sta riscaldando in questo momento per il Licata. Vitolo tutto quanto libero, su di lui va Vitale, poi mette così un tacchetto Lorenzini, controllo per la posizione di Frisenna, apertura sul versante di sinistra per Pino, il controllo col destro di Rotulo, palla sempre viva, l'arbitro che non fischia, lo fa proprio in questo istante. Non c'era stato un contrasto di gioco irregolare tra Rizzo e l'antagonista Calogero Minacori. I due si chiariscono, si guardano, parlano anche col direttore di gara, tutti d'accordo. Calcio di punizione però per il Catania, lo batte direttamente Peters. Siamo davvero pochi centimetri al di là della linea che demarca l'area di rigore sul lato corto rispetto alla proiezione del portiere del Catania in maglia e con pantaloncini gialli sulla destra. Lo spazza dalle parti di Chiarella costretto a rincorrere il pallone, la chiusura del capitano Orlando all'indietro per Vitolo, poi lo scambio sul corto, gioca bene anche Frisenna che va a chiudere, e adesso l'apertura da Mudasilu, riconquista il pallone però il Catania, lo fa con Vitale, poi Rizzo si fa vedere al solito sulla corsa lungo il territorio di destra. Il Catania con Rapisarda, Chiarella si prende il fallo, l'arbitro comanda il calcio di punizione. Chiarella che rimane claudicante a terra, intervento da parte del direttore di gara, arriverà Francesco Lodi a battere questo calcio di punizione. Siamo praticamente sempre nelle mattonelle del corridoio di sinistra. Lì a destra abbiamo davvero poca roba, avete visto nel frattempo il replay che ci ha riportati nuovamente indietro di una manciata di secondi. Francesco Lodi lo batterà con il sinistro, al solito marca zona la linea difensiva del Licata, ma sembra che abbia preso ormai le misure anche ai sinistri sciabolati da parte del capitano del Catania. Due uomini in barriera sul lato corto dell'area di porta, sul corridoio di destra, e ci sono 6 maglie del Catania proprio a ridosso dell'area di rigore. 3 ne rimangono fuori, oltre Francesco Lodi che va a battere proprio in questo istante il calcio di punizione. Uscita con i pugni da parte di Federico Valenti che la spazza lontano in diagonale, come giusto che sia in questi casi, dopo le due uscite sicuramente così improvvide che hanno propiziato anche i 2 gol del Catania. Prova la girata Chiarella, prova invece la ripartenza il Licata, di testa l'intervento di Lorenzini, il ritorno di Lodi al cerchio di centrocampo sul versante offensivo di sinistra. Stavolta prova l'apertura lo stesso Vitale, che mette in campo ancora una volta il capitano del Catania, si fa vedere De Luca, avanza palla al piede, De Luca col sinistro, poi col destro, poi il rimpallo che favorisce invece l'intervento da parte di Roberto Vitolo. Con calma adesso può spazzare la linea difensiva del Licata e ne approfitta Rapisarda. C'è troppa fretta nella realizzazione dell'ultimo passaggio, sbaglia, ne approfitta ancora una volta la formazione giallo-blu. Ritorno imperioso da parte di Rapisarda dalle parti di Peters che la gioca con i piedi, ma ancora una volta da quelle parti non c'è nessuno se non la corazzata dei 2 in maglia bianca che saltano più in alto dello stesso Chiarella e rimettono il pallone dalle parti di Minacori, che a sua volta commette un fallo all'indirizzo della Rapisarda. Ma quanti palloni ha giocato il numero 5 alla formazione rossazzurra? Si fa vedere ancora una volta il giocatore catanese con i tacchetti e con le scarpette arancio. Arriva anche Chiarella in scivolata
prova ad anticipare, ci riesce Filippo Lorenzini al cerchio di centrocampo, però si sono chiusi bene e controlla Benito Calaio che il pallone aggiunga facile tra le braccia di Federico Valenti. Riparte nuovamente il Licata, adesso è più calmo, adesso è più lucido, adesso è più costante la manovra da parte della formazione di Pippetto Romano, che prova adesso l'apertura sul versante di destra, prove tecniche soltanto, perché poi il pallone è costretto ad essere amministrato ancora una volta da Giulio Frisenna. Anche lui ha giocato un'ottima partita, si fa vedere Rizzo, il solito pallone per Chiarella. Siamo ancora una volta sul versante di destra del campo del Catania, ritorna nuovamente Rizzo, smarcano però stavolta più stretti quelli del centrocampo della formazione della Licata, che adesso prova a ripartire con un Catania che invece comanda, palla al piede con De Luca, il controllo di De Luca appena invertito, preferisce lo scarico sul versante di sinistra, ancora però facile la palla intercettata dai giocatori del Licata, pallone che però entra in area di rigore sulla lunga rincorsa da parte di Castellini, che si fa vedere lungo la linea della tre quarti, e quindi la sfera che va ad essere deviata oltre la linea del fondo con un intervento che porta il Catania all'ennesimo, il terzo calcio d'angolo che sta per battere la formazione rossazzurra, stavolta dalla bandierina di sinistra, quella praticamente rispetto al fronte offensivo del Catania speculare all'altra, dove il Francesco Lodi aveva pennellato i 2 assist perfetti per i primi 2 gol. Stavolta comandano però lo schema i giocatori, si fa vedere anche Chiarella, forse la batte Lodi, forse Chiarella, no, che primo che batte il calcio dell'angolo e poi arriva Sarao, ottima scelta di tempo ma non schiaccia per terra, era sulla direttrice del pallone Federico Valenti. Guardate il sinistro di Lodi e poi il colpo di testa di Manuel Sarao, pallone che però si perde 1,5 metri alto sopra la traversa. Ma soprattutto nella situazione che ha portato a questo angolo si è vista finalmente una giocata di qualità di De Luca, ecco, è questo quello che deve fare lui, mettersi tra le linee, cercare di trovare un po' una zona dove è difficilmente marcabile e cercare con la sua qualità di rendersi pericoloso, cosa che ha fatto però pochissimo in questa prima parte. Sì, poca roba finora per un giocatore che comunque ha nelle corde e soprattutto nel coefficiente tecnico delle giocate davvero importanti. De Luca chiamato in causa, scontro e a sportellate in mezzo al campo, poi l'arbitro ferma il gioco perché l'ultima sportellata non arriva di fianco ma arriva di piede sulla corsa di Rizzo, e difatti c'è il cartellino giallo, aiuta a rialzare il vice capitano del Catania, l'autore del fallo che è Roberto Vitolo, che si becca anche il cartellino giallo. Finora era andata bene quanto a cartellini, il direttore di gara ha diretto comunque in maniera saggia e responsabile questa partita, direttore di gara che non aveva mai diretto prima di ora alcuna partita a favore o contro il Catania, comunque con protagonisti Catania e Licata, e finora diciamo che in maniera molto tranquilla ha ordinato i falli giusti e soprattutto ha estratto i cartellini al momento opportuno. Rapisarda al centro dell'area di rigore, l'anticipo sulla corsa di Rizzo, ma non è dello stesso avviso di Sarao, ma non è dello stesso avviso il primo assistente del direttore di gara che comanda la rimessa dal fondo ad opera della Licata. Le proteste di Manuel Sarao, per lui l'anticipo era stato invece chiaro, netto ed intellegibile anche per il primo assistente del direttore di gara, altrettanto non l'è stato comunque, e parlavamo per l'appunto della l'arbitro di questa partita. Ma nel frattempo torniamo nuovamente alle azioni in presa diretta. Lodi, lo scambio con De Luca che non affonda i colpi, si era fatto vedere là davanti Castellini, ha preferito invece ritornare il pallone all'indietro e deve ripetere quella che ormai è una specie di nenia, il Catania, con il fraseggio largo sulla versante di destra. Rapisarda, adesso hanno capito tutto, quelli della Licata aggrediscono gli spazi e non permettono alla formazione rossazzurra di trovare comunque lo slancio in profondità. Ci sono poche verticalizzazioni sulla parte centrale del terreno di gioco e questo sicuramente penalizza il Catania. Forse proprio per questo motivo arriverà tra un po' la sostituzione con l'inserimento di Marco Palermo, che è un giocatore che ha caratteristiche sicuramente diverse rispetto a quello di un centrocampo che non propone in
orizzontale, propone in orizzontale, poco in verticale e soprattutto propone con lunghi lanci. Dovrebbe essere comunque il momento delle prime sostituzioni e Marco Carli subito chiamato in causa. È il momento di Forchignone in casa Catania. Forchignone che ha ripreso dopo un piccolo infortunio, ma che ci segnalano ieri nella rifinitura avere veramente una buona gamba, e entrerà al posto di Chiarella. Sostituzione che in un certo qual senso legittima la scelta in virtù del fatto che Chiarella ancora non ha il 101% del governo dei due tempi di partita, ma ci togliamo probabilmente un giocatore di ruolo su quella fronte e dentro sicuramente Michele Forchignone, che è di quel ruolo, ma rimaniamo ancora una volta con una stampella di lusso importante come De Luca, che magari adesso ci realizza un gol, e questo è classico per i telecronisti. De Luca mette una persona all'interno dell'area di rigore e poi la rovesciata da parte di Chiarella, l'arbitro che però ferma il gioco per comandare il fallo in attacco da parte del numero 31 della formazione rossazzurra. Era stato bellissimo l'assist che era giunto dal corridoio di sinistra. Guardate il movimento di De Luca alla distanza Vitolo, poi De Luca il doppio passo, l'apertura sul sinistro, pallone che spiove, non ci arriva Sarao, ma lì ci sono gli estremi secondo me del calcio di rigore su Sarao, perché probabilmente è stato trattenuto, lo rivedremo, ma non protesta il Catania. Da rivedere quell'azione, forse Sarao se lo tira un po', un attimo prima, sì. Ha fatto fallo lui, e comunque nelle ultime due situazioni De Luca ha fatto due buone giocate di qualità. Sicuramente deve fare di più, per questo motivo ancora il mister lo sta tenendo in campo, e ora c'è un cambio uomo per uomo, sì. Quindi entra un esterno con più gamba rispetto a Chiarella, meno tecnica ma più gamba come Forchignone. E adesso speriamo di ritrovare quel Forchignone che abbiamo ammirato, apprezzato, applaudito nelle prime giornate di campionato. Poi il trend del giocatore non è stato in linea con quelle che erano le proiezioni, e poi tra infortuni ed altro il giocatore si è perso un po' dai radar, e adesso per lui alla mezz'ora di tempo per andare a cercare una fortuna e una gloria che questo Catania sa di poter meritare, seppur contro una delle formazioni più in gamba e più in forma in questo momento del campionato. Ricordiamo che Catania e Licata hanno praticamente realizzato nelle ultime 7 partite gli stessi punti, cioè un cammino da capolista quantomeno nello score recente tra Catania e Licata. Tra l'altro il Catania insegue la 4ª vittoria consecutiva, il Licata è arrivato a Catania già con 4 vittorie consecutive. Ancora De Luca, lo mette al centro all'uscita da parte di Valenti, stavolta sradica il pallone alla testa di Sarao, che avrebbe sicuramente indirizzato alle sue spalle. Si fa scusare per quelle che sono state le giocate dei primi 45 minuti, soprattutto le giocate a freddo dei primi 10 minuti di questa partita, e c'è pronta la seconda sostituzione, Marco. Esatto, perché entrerà a Palermo al posto di Lodi nel Catania. Dunque Rizzo andrà al centro della mediana, mentre ti dico che hanno avvisato De Respinis, fra qualche minuto dovrebbe fare l'ingresso in campo anche il nuovo acquisto rossazzurro. Esce Francesco Lodi ed entra Palermo, mentre davvero ci arriva ad un soffio Sarao alla realizzazione del gol del 3-1, e qui mi sembra terza giocata consecutiva di qualità, sì, di De Luca, ad avercene prima. Queste giocate consecutive si scambiano la fascia di capitano Francesco Lodi e ovviamente Giuseppe Rizzo. Ha fatto un'ottima partita anche oggi, Lodi. E Lodi si prende gli applausi. Per me oggi ha fatto una delle migliori partite, lo abbiamo detto nell'arco di questa telecronaca. Francesco Lodi, applaudito dalla gente di Catania, non mi sembrava nelle condizioni di non farcela. A me continuava a piacere. È un cambio tattico, sicuramente si mette più sostanza, più corsa con l'ingresso di Palermo.
E adesso quindi Rizzo prenderà il posto di Lodi come play davanti alla difesa. vedremo quello che succederà. De Luca, che aveva realizzato un primo tempo sornione molto di sotto delle aspettative, invece si è ritrovato in questi secondi 45 minuti sicuramente molto più motivato e ha sciorinato 3 giocate consecutive che avevano messo comunque il Catania a impensierire seriamente da quella corsia. La porta difesa dall'estremo difensore Federico Valenti, 2 buone uscite sue in questi secondi 45 minuti, quasi a farsi perdonare delle misure non prese nei 2 primi calci d'angolo battuti dal Catania, dove comunque è anche responsabile una linea difensiva che non ha intercettato mai l'uomo, ha seguito soltanto la traiettoria dei movimenti degli altri e non dei battitori. Rizzo per Lorenzini per Somma, si fa vedere Rapisarda e adesso c'è Forchignone che si mette in luce lo scambio con la possibilità per Palermo di andare alla percussione sul fronte di centro-sinistra, all'indietro, poi la giocata per Lorenzini e ancora per Somma. E qui c'è la sostituzione che ci aveva preannunciato Marco Carli, vedremo a questo punto. Angelo, sì, ti posso già dire che De Respinis entrerà al posto di De Luca e questo è il cambio, non uscirà Sarao, uscirà De Luca per fare l'ingresso in campo al nuovo acquisto del Catania, De Respinis. E qui giochiamo praticamente ancora una volta con 2 centravanti, perché a questo punto giochiamo con Sarao e con De Respinis. Difatti esce De Luca, tutti ci aspettavamo. Esce De Luca nel suo miglior momento, perché esatto, negli ultimi 10 minuti aveva fatto 3 giocate di qualità, e quindi vediamo dove si va ora a posizionare il nuovo entrato, se cambierà qualcosa dal punto di vista tattico. Ha giocato finora col San Giuliano e ha collezionato 9 presenze in Serie C nel girone A. Alessandro Respinis, Amedeo Respinis, è cresciuto nelle giovanili del Milan, nel Novara, esordì tanti anni addietro col Mantova, poi ha giocato anche col Sant'Arcangelo, il Siracusa, ma le sue migliori stagioni risalgono alla fine, tra il 2018 e il 2020. In Serie D ha realizzato 35 gol con le maglie del Lumezzane e del Sandrio, e poi ha in Serie C giocato col Piacenza, con la Vispesaro, col Prosesto, e ha finora nelle competizioni professionistiche, quindi al netto dei campionati dilettantistici, ha realizzato 25 reti. Sì, si è andato a mettere qui al posto di Forchignone, quindi lui a destra, Forchignone è andato al posto di De Luca a sinistra, quindi si ricompone il 4-3 e vedremo che caratteristiche ha questo ragazzo. Cercheremo di capire. Nel frattempo Palermo si è collocato sul versante di centrodestra. Andiamo praticamente ancora una volta ad esplorare questo territorio conosciutissimo. Il Catania, seppur con altri interpreti, rimane Rapisarda, mentre Respinis la gioca con De Respinis, la gioca all'indirizzo di Rapisarda. Rapisarda la mette al centro, si era fatto vedere comunque Palermo all'interno dell'area di rigore, anche Rizzo, il movimento tra le linee difensive della Licata, poi prende il toro per le corna Mudasiru, la gioca all'indietro, ancora Mudasiru, ma su di lui c'è un anticipo perentorio da parte di Forchignone. Rizzo, il tocco per Somma, la giocata per Rapisarda, il dai e vai, e il movimento di De Respinis, la girata. Ricordiamoci che in panchina cade anche Litteri, ma ovviamente non sarà di questa partita. Prende le misure Licata,
prende anche l'abbrivio del tocco in orizzontale Mudasiru, e adesso il Catania che si ritrova tutto nella propria metà campo. Sì, De Respinis è un mancino e quindi l'idea è di metterlo a destra a piede invertito per cercare di favorire la verticalizzazione sia per Sarao che per Forchignona. E questo è uno dei sistemi che ovviamente tagliano in due le linee tecniche, no? Cioè tra chi la pensa in un modo e chi nell'altro. C'è che invece sta facendo la doppia sostituzione. Marco. Primi due cambi nell'Icata, entra Garau, un 2003 al posto di Cusati, anche lui 2003, e poi entrerà anche Cristiano col 14 al posto di Saito, l'autore del gol. Esce Saito, che è stato autore di un gol davvero importante, prezioso, è quello che sta praticamente tenendo sulla linea di galleggiamento il Licata, ed entra un trequartista che è Cristiano. Classe 2002, esce Cusati invece, che è sostanzialmente un centrocampista, ed entra invece Garau, che è un terzino. Nulla di strano che il Licata vada praticamente a rimpolpare la linea anche in chiave maggiormente difensiva. Dalla panchina invece della Catania le indicazioni che giungono dal tecnico Giovanni Ferraro: il movimento come al solito di Rotulo, poi pallone messo al centro, la difesa da parte di De Respinis all'indietro. Adesso il Licata che prova ad amministrare il gioco, siamo sulla tre quarti, attenzione il movimento di Mudasiru, poi una serie di tocchi e di rimpalli, pallone che spiove all'interno dell'area di rigore, è costretto ad allontanarlo senza guardare lo schieramento dei compagni lorenzini. Poi la giocata ancora una volta di De Respinis, che si sta subito mettendo in luce il movimento, secondo cartellino giallo per Roberto Vitolo, ed è il cartellino rosso. Da questo momento in poi il Catania può praticamente giocare con un uomo in meno, e ci dicono che anche la Cireale sta battendo il Lamezia. Il Catania può mettere praticamente la freccia, Lamezia 0 a Cireale 1, e qui davvero il risultato finale di questa partita può essere assolutamente importante nel proseguo di questo campionato, che però, voglio dire, parliamo di 12 punti di distacco che potrebbero sostanzialmente aumentare ancora il divario. C'è quasi un terzo tempo nel frattempo, proprio perché l'arbitro ha fermato il gioco. Che succede, Marco? Succede che, vabbè, a parte di setarsi, i giocatori del Catania si confrontano anche con il tecnico, soprattutto con Sarao, che sta parlando in questo momento con Ferraro, anche per trovare le giuste misure con il nuovo acquisto del Catania con De Respinis. I due sono rimasti simultaneamente in campo e Ferraro ha dato delle indicazioni a Sarao per trovare le giuste misure appunto per giocare con De Respinis. E vedremo anche cosa ci diranno, nel frattempo che il gioco è fermo, i nodi statistici del direttore di gara, che ha finora con quello di oggi estratto il suo 361esimo cartellino giallo e il 24esimo rosso da doppia ammonizione. Ma attenzione, perché il signor Gianluca Catanzaro della sezione di Catanzaro ha uno score risalente alle ultime 3 partite che ha arbitrato dal 2021 al 2022 del Girone I. Sono stato Paternò Cireale, Santa Maria del Cilento, e in queste 3 partite le formazioni fuori casa hanno praticamente sbancato la squadra che ospitava la partita, e quindi incrociamo le dita ovviamente per quanto riguarda il fronte catanese a gufare ovviamente quelli della Licata. Ma intanto il Catania deve cercare di amministrare e mantenere il vantaggio sul campo. Rapisarda si fa vedere De Respinis, poi lo stacco per Rapisarda, si infortuna, scivola Rapisarda, non riesce, poi si dispera. Numero 5 della formazione rossazzurra, e quindi abbiamo questo fronte con Sarao che si è andato a mettere
come al solito in posizione centrale. Forchignone è andato a collocarsi a sinistra, De Respinis è andato a prendere, diciamo, una posizione più centrale, e il solito Rapisarda che fa la spola da una parte all'altra del rettangolo di gioco. Mettetegli un chip e vedete quanti chilometri ha fatto il numero 5 del Catania. Vediamo che adesso il Licata si dispone in maniera molto logica con un 4-3-2, quindi non rinunciando ai due attaccanti. Il centrocampo rimane a 3 e la difesa invece passa a 4. Ed era quello che era il segnale che avevamo già individuato nel momento in cui è entrato in campo Nicola Garau, che è un terzino, è andato proprio a collocarsi nella sua posizione originaria, è un terzino destra, gioca invece largo a sinistra, la numero 2 della formazione del tecnico Pippetto Romano. Va subito a sinistra, adesso ritornano i movimenti offensivi del Catania. Sarò commette il fallo, il calcio di punizione per la formazione del Licata, con Pino a sinistra, all'indietro per Orlando. Ritorniamo nuovamente con quello che era stato il canovaccio sul quale Giuseppe Romano aveva probabilmente immaginato questa partita contro il Catania, con Cristiano, la giocata per il capitano Orlando, lo scarico a sinistra, cercando ancora una volta la manovra che parte dal centro. Il trequartista Cristiano, chiamato subito in causa, avanza palla al piede, il numero 14 della formazione di Catese, guadagna un calcio di punizione alla posizione centrale, 18 metri, grosso modo dal punto in cui si interseca la linea che demarca l'area di rigore. E l'ingresso di Cristiano ha permesso a Ruotolo di giocare in una posizione più offensiva, si è affiancato a Minacori, galleggia quindi tra le linee e può diventare pericoloso in questa posizione. In questo momento il Licata non sta subendo l'inferiorità numerica perché si è disposta molto bene in campo. Rotulo è andato sul punto di battuta del calcio di punizione, ci sono 3 uomini nella barriera della Catania, il conciliabolo con Frisenna, i due parlano, lo batterà però quasi sicuramente il numero 10 della formazione licatese, ancora con Frisenna, camere strette che ci raccontano il labiale dei due giocatori, 3 uomini in barriera, 2 a fare da filtro, poi invece la giocata viene scaricata su Mudasiru, giocatore che però Ganese scarica il destro largo a girare all'esterno rispetto alla porta difesa da Peters. Lorenzini con Somma, Rapisarda, fraseggio diciamo anche un po' stucchevole quello della Catania, che da un certo punto di vista ha il vantaggio non soltanto dei numeri in campo, 11 contro 10, ma anche il vantaggio dei gol. Ricordiamo 2-1, ricordiamo pure i minuti dei gol al quarto e all'8, quello di Sarao, quello di Vitale, quello di Saito invece che è arrivato al minuto 33esimo nel corso del primo tempo. Poi nella ripresa nessun intervento significativo da parte di Valenti, ancor meno per Peters. Doppio giallo per Roberto Vitolo e il Catania che adesso in avvantaggio di nuovo può entrare l'area di rigore. Ma che gol pazzesco che ha fatto! Ma che gol pazzesco che ha fatto il Catania con la grandissima giocata di Marco Palermo. Ma che giocata quella di Palermo, si è aperta una traiettoria, si è aperta una prateria e lui si ci è andato ad infilare dritto per dritto lo scarico. Guardate il movimento di Palermo col sinistro e poi lo appoggia lì con un destro dal basso verso l'alto che non lascia assolutamente scampo
a Federico Valenti. Finalmente il Catania ha giocato in maniera difforme, ha sfruttato rispetto, bene, esatto, sì, l'ampiezza del campo. È stato bravo Palermo a buttarsi dentro in questa situazione, molto bravo Castellini a servirlo. controllo, Gran gol di Palermo, ma soprattutto l'azione precedente la squadra si è aperta bene, ha sfruttato la superiorità numerica con l'ampiezza. E guardate come adesso Palermo va praticamente a prendersi gli applausi dello stadio Angelo Massimino. Prima Forchignone, poi è arrivato Marco Palermo a mettere il gol di giustezza alle spalle di Federico Valenti. E adesso applausi per il numero 23 della formazione rossazzurra. Su di lui non possiamo che parlarne bene, perché è un giocatore che riesce ad essere concentrato e sul pezzo, anche se è tra quelli che secondo me non meriterebbe la panchina. Ma qui abbiamo un centrocampo super affollato e allora a quel punto è uno Giovanni dei titolari aggiunti, Angelo, è uno dei titolari sì. aggiunti, e nella situazione precedente era stato Forchignone a fare l'assist proprio per Palermo. E adesso c'è la sostituzione, Marco, perdonami. Entra Giovinco al posto di Sarao, sostituzione che già era programmata prima del gol di Palermo, che è stato festeggiato da tutta la panchina. Lungo abbraccio con Lodi, soprattutto per un centrocampista che, come dicevate voi, fa sicuramente la differenza, e chissà mai che col nuovo innesto che il Catania potrebbe portare magari sull'esterno di difesa con un nuovo 2004 ci potrebbero essere più possibilità per Palermo per partire anche dal primo minuto. Con ogni probabilità sì, mi sembra che Palermo sia davvero uno dei candidati ad essere titolare non solo in questa stagione, ma Palermo sia uno di quei giocatori su cui il Catania sta cercando di proiettarsi anche nel prossimo futuro. Vedremo se poi sarà così vero alla fine di questo campionato e alla fine di questo torneo, ma adesso rifiatiamo e soprattutto diamo merito alla Licata, che fin tanto che è stato in partita con l'uomo in campo non aveva dato alla Catania la possibilità, grandi possibilità, di andare pericolosamente al tiro, se non sugli sviluppi di calci d'angolo, tra l'altro ben controllati da Federico Valenti. Ma adesso è il Catania che può prendersi il dominio del campo, lo scarico sulla distanza, l'intervento poi sul fronte offensivo di destra, dove può a Forchignone a mettere in movimento De Respinis. Applausi comunque per il tandem nuovo di Zecca, sostanzialmente della formazione rossazzurra, che guadagna un calcio d'angolo. Non c'è più Francesco Lodi, che è stato sostituito, seppur in una partita che ha interpretato in maniera quasi perfetta. E adesso lo batte De Luca, lo batte Giovinco, il calcio d'angolo dalla bandierina di destra. Giovinco, pallone che transita dalle parti di Lorenzini, lo scarico col destro. Ancora una volta ci riprova il Catania, prova a fare una breccia Rizzo, ma sul punto di rimbalzo il pallone si alza e quindi non ci sono sviluppi particolari. Ruba un pallone, c'è il calcio di rigore per il Catania. Incredibile non concedere il calcio di rigore. Il cartellino rosso diretto steso a Frisenna, è stato l'autore del fallo, chiarazione da rete, e quindi Frisenna esce dal campo. Rivediamo sulla bella giocata di De Respinis il movimento del giocatore, scusatemi, di Marco Palermo, ancora lui, e poi c'è il cartellino rosso e c'è il calcio di rigore. La giocata di Palermo è stata ancora una volta ma l'errore di Frisenna è veramente pacchiano, un errore di sufficienza, di superficialità. Non si può lasciare la squadra in 9 e chiudere definitivamente la partita con un errore del genere. Il rosso per Frisenna, e dal dischetto del calcio di rigore Giuseppe Giovinco
è l'incaricato della battuta. Che giocata quella di Palermo, di rapina all'interno dell'area di rigore Frisenna, e adesso la rincorsa di Giovinco, il tiro e il gol. Aveva capito tutto Federico Valenti, ma Giovinco la mette di giustezza e quindi all'angolino Giovinco realizza il gol che allo scadere di partita mette definitivamente, ripetiamo la parola fine sugli sviluppi del calcio di rigore Giuseppe Giovinco. Ci vuole anche il gol per lui, per un giocatore che ha sempre vissuto questa stagione con qualche difficoltà nell'approcciarsi ai ruoli, è stato sempre la seconda scelta, e invece Giovinco non si lascia praticamente intimorire. Pronti e via, battuta del calcio di rigore. Ma che giocata quella di Palermo da rapinatore dell'area di rigore. Attenzione, perché sta per entrare in campo uno dei giocatori che questo Catania aspetta dall'inizio del campionato, o meglio aveva giocato a Ragusa e poi il lungo infortunio glielo facciamo dire a Marco Carli. Mi sembra il minimo sindacale che possiamo fare. Eh sì, è perché è il turno di Gianluca Litteri che ritorna in campo con il Catania e entrerà al posto di Rapisarda. Nessun rischio vuole essere preso con Litteri e dunque si è trovato il modo di farlo entrare proprio in questo finale di partita con il Catania in vantaggio per 4-1 e il pubblico applaude sia Rapisarda che esce, ma soprattutto il ritorno in campo di Gianluca Litteri. A te. Bravissimo Francesco Rapisarda, in bocca al lupo, auguri a Gianluca Litteri per il suo ritorno all'interno del rettangolo di gioco. La partita sostanzialmente possiamo dire che è archiviata, perché il Catania la sta vincendo per 4-1 ed è in doppio vantaggio numerico dopo le doppie espulsioni di Vitolo e di Frisenna, che ha lasciato sciaguratamente la formazione in 9 contro 11 rinunciare ad un cavallo di corsa come Francesco Rapisarda, anche con la doppia superiorità numerica, per consentire comunque a Litteri di ritornare nuovamente a sentire l'aria e soprattutto l'erba dello stadio Angelo Massimino. Mi sembra ovviamente una scelta ponderata e saggia, se ovviamente valutata nel contesto anche dei referti che giungono dall'infermeria e dallo staff medico della formazione rossazzurra. Quindi in bocca al lupo e soprattutto tanti auguri per il ritorno a Gianluca Litteri. Auguri anche per il gol che dal dischetto ha realizzato Giuseppe Giovinco, ma il crack di questa partita tra le sostituzioni si chiama Marco Palermo. Sì, intanto un gradito ritorno quello di Litteri, che è sicuramente l'uomo immagine del mercato estivo del Catania, l'uomo con più sicuramente, con un passato importantissimo oltre a quello di Lodi sicuramente, l'uomo che è tornato a Catania dopo tantissima carriera tra B e A, e ricordiamolo pure, l'uomo che Mario Marino portò da Giarre all'Inter, l'ex direttore del Giarre, ha visto bene e puntato forte su questo ragazzo e ha avuto ragione. E aveva ragione. Ne approfittiamo per salutarlo. Ovviamente non dimentichiamo i profili che per tanti anni hanno in un certo qual senso prodotto ottimi risultati. Vitale, Palermo, Rizzo, adesso si gioca davvero su un manto vellutato. Sarno, scusatemi, Somma, Giovinco e poi ancora una volta Marco Palermo l'indirizza sul versante sinistro del campo. Si era tuffato Litteri alla ricerca del pallone, su di lui Benito Calaiò gli ruba il tempo e gli chiude il movimento in torsione, in tuffo. Dalla bandierina batte Giuseppe Giovinco dalla bandierina di sinistra e lui ovviamente il rigorista designato, ma anche lui è uno di quelli che ha il piede perfettamente istruito, tant'è vero che dall'uscita di Lodi, dal suo ingresso in campo, i calci piazzati, i calci di rigore, Giovinco la mette sul primo palo, Valenti la allontana.
la spara praticamente per regalare un pallone in tribuna e soprattutto una curva ai tifosi della curva sud della Catania, mentre c'è un'altra sostituzione tra le fila della Licata. Vedremo tra qualche istante quello che accadrà. Entra Pedalino. Sì. Entra Pedalino, per il Licata uscirà Mudasiru. Esatto, mentre ti confermo e ci confermano che al minuto 88esimo la Mezzia Terme è sotto per 1-0. La Cireale sta vincendo la Lamezia e qui c'è aria davvero di decollo definitivo, laddove 12 punti sembravano probabilmente così già una meta davvero irraggiungibile per chi potesse pensare di inseguire il Catania. E adesso esce Mudasiru per il Licata ed entra in campo Marco Pedalino, centrocampista per centrocampista, ragazzo classe 2004, Mudasiru classe invece 2002. Ha giocato una buona partita Mudasiru fin dove ha potuto. Ovviamente c'è un coefficiente tecnico di notevole differenza tra le due squadre, anche se bisogna onorare quello che è stato il cammino finora percorso dalla Licata, che ha vinto 4 successi consecutivi prima di questo approdo a Catania, e ha avuto anche un momento della partita in cui la squadra comunque ha retto, ha provato ad impostare, soprattutto nel momento in cui aveva dimezzato lo svantaggio. Ci trovavamo sul risultato di 2 Catania, 1 Licata. Poi l'ingresso in campo di Palermo ha cambiato le proiezioni, l'espulsione di Vitolo, poi successivamente anche quella di Frisenna e le realizzazioni proprio di Palermo, e poi sulla giocata di Palermo all'interno del rigore falciato di netto da parte di Frisenna, la realizzazione agli 11 metri di Giuseppe Giovenco, che si porta anche il merito e soprattutto il carico positivo di un gol realizzato di giustezza, indirizzato all'angolino di destra rispetto alla proiezione a porta di Federico Valenti, che aveva intuito la traiettoria del pallone. E attenzione, pallone che rimbalza in posizione comunque irregolare da parte di Gianluca Litteri. Si ferma Litteri, l'arbitro nel momento in cui il guardaline gli vede intercettare a misura la possibilità del tiro, alza la bandierina, se ne accorge Litteri, sente il fischio e al rallentatore comunque spedisce il pallone alle spalle di Valenti, ma ovviamente non ci sono sanzioni per l'attaccante della Catania. Non c'è assolutamente voglia di perdere del tempo o di soprassedere rispetto a quelle che sono le decisioni del direttore di gara, De Respinis. Buona la giocata, ma commette fallo all'indirizzo di Alberto Cristiano ed è finita la partita tra la Mezzia Terme e la Cireale. Il risultato ha visto la Cireale vittorioso alla Mezzia, e questo ovviamente darà uno step in più al Catania. Lo vedranno ovviamente dallo studio Angelo Gagliano, il nostro direttore Alberto Cicalini, con Saro Foti. Il Catania davvero prende il largo. Alberto Cristiano, palla messa al centro dell'area di rigore, troppo corto il campo per la rincorsa sul fronte di destra. Sì, Angelo, le uniche 2 squadre che erano state costruite per cercare di contrastare il cammino del Catania erano proprio il Lamezia e il Trapani. Una è partita malissimo, come il Trapani non è riuscita più ad avere un trend abbastanza positivo, e il Lamezia dopo le prime 5 vittorie consecutive si è sciolto praticamente alle prime difficoltà. Quindi un campionato a senso unico che il Catania sta meritatamente portando al suo vantaggio, e ci aspettiamo solamente quale sarà la giornata in cui si festeggerà. Esatto, ma matematicamente. Ti rendi conto che noi oggi mettiamo in campo, ora adesso dalle riserve entra Gianluca Litteri,
no? Entra tra le riserve Marco Palermo, tra le riserve c'è Giuseppe Giovinco. Ovviamente è una squadra che è stata costruita con un unico senso di marcia, quello del decollo, e basta. Non ci sono atterraggi in corso, bisogna soltanto salire, fin tanto che la matematica non darà a questa squadra la certezza di una promozione. E lo stadio Angelo Massimino celebra ancora una volta l'ennesima vittoria della Catania tra le mura amiche. Ci manca il gol di Rizzo, oggi ne ha fatte tante di quelle giocate, salta Litteri, poi arriva anche Giovinco, il movimento di Giovinco, l'apertura sulla versante di destra, il Catania non è domo, ovviamente doppio vantaggio numerico, non ci arrivano in tanti, e poi ci ha provato Rizzo, ma stavolta oggi il destro proprio di Giuseppe Rizzo non ci arriva. L'arbitro fischia 3 volte la fine di questa partita e il Catania a questo punto la chiude definitivamente contro un orgoglioso Licata.